Dalle parole ai fatti ogni promessa è un debito. Il debito a Conegliano è quello assunto dall'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini in materia di tasse sulla casa. I cittadini di Conegliano sono stati chiamati a pagare il 40% dello 0,03 di IMU che lo Stato non riconosceva, però ci eravamo presi l'impegno di utilizzare questo gettito per mitigare attraverso dei buoni il peso delle utenze, il peso dei servizi comunali ai quali i cittadini fanno riferimento e ai quali ricorrono. Le casse comunali, come ha detto a Treviso anche il presidente dell'ANCI Piero Fassino, però languono. Ecco allora che, a seconda di diversi ammontari di redditi certificati ESEE, varianti in base alla composizione del nucleo familiare, il versato verrà parzialmente o totalmente restituito, mentre per redditi più elevati ecco cosa invece ha pensato l'amministrazione comunale. Prevediamo la restituzione se ci sono le condizioni minime di reddito e quindi può essere la restituzione in soldi liquidi, però ecco, nella stragrande maggioranza dei casi sarà possibile chiedere la trasformazione di questo credito in buoni per utilizzare servizi della scuola oppure per utilizzare l'autobus urbano o per utilizzare servizi per gli anziani a domicilio.